Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. La scorsa settimana il personale della Polizia Ferroviaria del Veneto è intervenuto in un esercizio commerciale esterno alla stazione di Mestre per un uomo che si è accasciato a terra. Il malore, però, era riconducibile all'ingestione da parte del predetto di numerosi ovuli contenenti sostanza stupefacente, risultata essere cocaina ed eroina. L'uomo è stato indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite. Ancora cronaca. La Guardia di Finanza di Chioggia ha eseguito una serie di controlli a natanti e automezzi commerciali utilizzati per il trasporto del prodotto ittico. In seguito ai controlli sono state sequestrate quasi 3 tonnellate di vongole veraci prive della documentazione sanitaria obbligatoria che ne permette la tracciabilità del prodotto a garanzia della salute dei consumatori. Il pescato sequestrato è stato rigettato in acque lagunari, dove potrà proseguire il suo ciclo vitale. La città metropolitana di Venezia ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo che prevede il risanamento conservativo e il consolidamento del ponte sullo scolo Brentone Vecchio, che insiste sulla strada provinciale 4 Gorzone nel comune di Chioggia. L'intervento prevede un investimento di 210.000 euro e rientra nel piano degli interventi funzionali alla messa in sicurezza di manufatti posizionati lungo le strade di competenza della città metropolitana medesima. L'apertura dei cantieri è prevista entro la fine del 2023. Voltiamo pagina. Per un giorno si sono improvvisati cantanti, attori, imitatori, ballerini, fini dicitori per regalare qualche ora di allegria e divertimento agli altri anziani ospiti della casa di riposo Anni Azzurri di Favaro. Una mattinata di feste e di spettacolo dopo alcuni anni di stop dovuti al Covid grazie alla corrida degli Anni Azzurri. Il personale della struttura è stato anche protagonista dello spettacolo, con alcuni coreografici numeri di danza e di ginnastica. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.